Buonasera, ben ritrovati al Caminetto di Milano Marittima per questa puntata straordinaria, come sono state naturalmente anche le 5 precedenti, ma questa sera è con noi Roberto Fabricini, commissario straordinario della Federazione Italiana Gioco Calcio, l'uomo più ricercato al momento nel mondo del calcio, e di fianco a lui l'onorevole Bruno Molea, che è il presidente dell'AICS, Associazione Italiana Cultura e Sport, e non solo, perché presiedi anche, ti do del tu Bruno, ormai ci conosciamo da tempo, un ruolo internazionale importante. Sì, l'OCSIT, la Confederazione Internazionale dello Sport per Tutti, una bella storia di sport, 42 paesi membri, 230 appena milioni di iscritti, quindi una famiglia importante. E membro importante. Anche della giunta italiana del Comitato Paralimpico. Sì, membro della giunta italiana del Comitato Paralimpico e anche consigliere nazionale del CONI, visto che se la vogliamo chiudere. Lo sport passa da voi, lo sport italiano, specialmente Fabricini, che è stato segretario generale in CONI per 45 anni, mi sbaglio? Dunque no, segretario generale no, sono stato per 45 anni al CONI con degli incarichi anche all'interno del settore della preparazione olimpica, e poi nell'era Malagò ho fatto il segretario generale fino praticamente alle ultime elezioni. E ha visto una quindicina di giochi olimpici? Un po' di più, ma non li diciamo, se no la gente fa i conti poi. Complimenti, sei divertito? Molto, sono una persona fortunata, ho fatto credo il più bel lavoro del mondo, quello che sognavo da ragazzino, ho girato il mondo, ho vissuto emozioni incredibili a contatto degli atleti più forti del nostro paese e mi porterò questo ricordo praticamente per tutta la mia vita come una delle cose più belle. Allora chi gliel'ha fatto fare questo ruolo finale di commissario, finale, non lo sappiamo, questo ultimo di commissario straordinario che sono solo problemi da quello che leggo? I problemi sono tanti, sono importanti, perché il calcio chiaramente è un aspetto fondamentale del nostro paese, non soltanto all'interno del movimento sportivo. Chi me l'ha fatto fare è lo spirito di servizio, mi è stato chiesto e mi sono messo a disposizione, l'ho fatto per tanti anni e ho pensato giusto di farlo anche stavolta. Chiaramente devo dirle con grande sincerità che è un incarico molto molto oneroso, perché il mondo del calcio visto dal di dentro è un mondo molto particolare. Io ho sempre detto quasi da subito, da quando ho preso coscienza delle tematiche della Federcalcio, che più che altro non è una federazione ma una confederazione, perché purtroppo tutte le componenti hanno delle particolarità molto molto evidenti, molto forti, e in altre federazioni questo non si trova, c'è un'attività sportiva, un consiglio federale, qui invece abbiamo delle componenti molto importanti con un peso anche politico, e praticamente è un lavoro molto 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 complesso, un lavoro prismaticamente molto difficile. Perché vorrebbero pensionarla in fretta diversi componenti di questo mondo? Ma questo ripenso che sia una cosa giusta, perché io ritengo che una federazione debba avere una sua governance politica democraticamente eletta. Perché c'è stato il commissariamento? Per un motivo molto semplice: il commissariamento non è dovuto, come qualche volta è potuto capitare nel passato nella storia delle federazioni sportive nazionali, nessuno è scappato con la cassa, come si dice in gergo, tutt'altro. L'attività sportiva cammina al di là dei risultati che possono aver lasciato qualche perplessità, ma non si commissaria una federazione per un insuccesso sportivo, altrimenti sarebbero commissariamenti a ripetizione in molte altre situazioni, ma soprattutto perché era mancata la componente, diciamo, governativa, la componente che non era stato trovato un presidente federale, c'era da troppo tempo, da più di un anno la Lega di Serie A commissariata, e quindi è stato necessario procedere a questo commissariamento che ha avuto all'inizio la durata di 6 mesi, poi è stato procrastinato in attesa di poter arrivare alle nuove elezioni con una nuova legge alle spalle, quindi questo è il problema. Ora ci elezioni a dicembre allora? Ma io penso un po' prima, dunque adesso non vorrei entrare troppo nel tecnicismo, ma diciamo c'è una legge dello Stato che ci impone anche a livello delle federazioni sportive nazionali alcuni paletti. Quelle sono un po' la legge sui mandati dei presidenti federali, altri aspetti sono la parità di genere che è stata richiesta a gran voce a livello internazionale dal Movimento Olimpico Internazionale, per il quale dovremmo avere almeno un 30% di rappresentanti in tutte le sezioni federali, nei consigli e quant'altro, quindi anche nelle leghe, un 30% di un genere o maschile o femminile che sia, però almeno un 30%, quindi quando si parla di quote rosa è un po' improprio, però diciamo una parità di genere necessaria. E poi c'è una vessata questione che è quella del fatto che la nuova legge del CONI prevede che i giudici di gara possano avere un peso politico e quindi un'attività elettorale
se questo è previsto dagli organismi internazionali di ogni singola disciplina sportiva. E questo ha generato un po' di confusione, in quanto questo famoso 2% che hanno gli arbitri è in discussione. Quando si risolveranno questi Nicchi problemi... non ha molto piacere. No, tutt'altro, ma con Nicchi, guardi, io ho la fortuna di avere un rapporto buono con tutte le componenti federali a livello personale. È chiaro che poi ci andiamo a scontrare con degli interessi, tra virgolette, che vogliono giustamente arrivare a una nuova convocazione assembleare e quindi a una governance federale nel più stretto tempo possibile, ma dobbiamo stare attenti a ottemperare e alla legge e ai principi informatori che su quella legge il CONI ha impostato. Siamo arrivati alla dirittura finale, aspettiamo, credo, roba di ore, aspettiamo una risposta del governo su questi principi informatori che avranno o se approvati in toto, porteranno a un nuovo statuto federale sul quale stiamo già lavorando, oppure se respinti in toto porteranno subito un'immediata convocazione di un'assemblea con il vecchio statuto, fermo restando che la legge chiede che una governance federale eletta sul vecchio statuto debba entro 4 mesi adeguare lo statuto alle nuove principi informatori. Onorevole Molea, guardandolo da fuori ma con l'esperienza da parlamentare, con l'esperienza da presidente dell'ACS, il calcio ha un modo strano di governarsi. Diciamo che il calcio muove interessi particolari, quindi gli interessi poi finiscono per condizionare anche la governance stessa della federazione. Infatti prima ascoltavo con interesse l'amico Roberto e non lo invidio sicuramente in questo ruolo per l'amicizia che provo per lui, perché è veramente complicato determinare e dipanare una matassa così complessa come quella della Federazione Gioco Calcio. D'altra parte non può essere diverso, oggi il calcio è diventato business a tutti gli effetti, soprattutto il calcio di vertice, quindi parliamo della Serie A in modo particolare. È impensabile che queste situazioni non possano influire e influenzare soprattutto anche l'andamento poi della federazione stessa. Quindi oggi così è. È più facile, più bello fare promozione sportiva come fa sicuramente l'ACS, sì, centro sportivo, sì. gli altri è organismi. Più facile e più bello, ma soprattutto credo che lì ci sia ancora lo sport vero, lo sport fatto di volontari, lo sport fatto della voglia di stare insieme, lo sport fatto da persone che hanno la voglia di fare attività motoria perché fa bene al fisico, perché si conosce gente, perché attraverso lo sport ci si educa. Man mano che si sale di livello, soprattutto per tornare all'argomento nel calcio, queste situazioni vengono sempre meno e affiorano sempre più interessi di tipo diverso che condizionano, non me ne voglia Roberto, in maniera negativa poi quello che è l'aspetto nobile dello sport in quanto tale, perché il calcio è uno sport bellissimo, ma è bello fino a quando non è contaminato poi da interessi di altro tipo. Commissario straordinario, le suona un po' storto, le piaceva di più segretario generale, presidente, no? È uguale. Ma guardi, io ripeto, ho fatto dello sport da ragione di vita per la passione che avevo fin da giovane, quindi non mi pesa nessuna etichetta assolutamente, quindi va tutto quanto bene. È chiaro, devo dirle onestamente, che lavorare al CONI con tutte le complessità che ci sono, ma con un aspetto generale forse un pochino più semplice che non immergersi nella realtà di una singola federazione. Le altre federazioni sono più compatte nel movimento. Ma io ho avuto perché... in questo studio ospito il vicepresidente della lotta Gianni Morsiani, come che è un no, romagnolo. certo. Sono arrivati i ragazzi del nuoto, Polieri e Scozzoli, sempre in questo studio, e io li ho visti sorridenti, ecco, ma guardi, io credo, forse sono atleti, non so. Io credo che il mondo del calcio è talmente complesso che forse ti può levare anche il sorriso, ma non ti leva il piacere di stare immerso in questo mondo. E devo dire francamente che poi l'aspetto migliore è proprio poi il calcio giocato a un certo livello soprattutto. Abbiamo visto recentemente che il calcio giovanile ha dato dei segnali di grande risveglio, ha dato degli ottimi risultati a livello sia maschile che femminile, ricordiamocelo, e purtroppo c'è questa spada di Damocle che ci pesa sulla testa, che è la mancata qualificazione al recente mondiale, che è stato un po' il leitmotiv della delusione. Però io sono convinto che abbiamo fatto in questo periodo delle scelte anche tecniche importanti, non facili,
e credo che sulla base di questi risultati giovanili, che poi dobbiamo prenderli per quello che sono, non dobbiamo considerarli come atleti già arrivati, perché ci vuole tempo, ci vuole pazienza, molti giovani poi si bruciano in nome di questo mondo dove la popolarità è molto forte e dove già fin da adesso circolano voci di contratti abbastanza importanti, per cui il ragazzo sano interiormente, il ragazzo intelligente riesce poi ad arrivare. Quelli che magari pensano di essere arrivati a questa età, aver toccato già il massimo del loro rendimento, forse li perderemo, però sono sostanzialmente molto fiducioso. Si è intrapreso un percorso diverso, nuovo, c'è molta più serenità, c'è molta tranquillità, abbiamo scelto un direttore tecnico della squadra nazionale che è una persona ecco, molto... ha detto abbiamo, visto che Sì. sappiamo tutti la storia Tavecchio, Ventura, l'ho scelto io, no, l'ha scelto lui, ecco, l'abbiamo, in cosa consiste? Perché così diamo già delle responsabilità positive e negative. Glielo dico subito, l'abbiamo in senso che il presidente Malagò del CONI, quando ha istituito il commissariamento, ha nominato un commissario e 2 vice commissari. Uno di questi 2 vice è un ragazzo d'oro che si chiama Alessandro Costacurta, veramente, e lui ha avuto il mandato precipuo di svolgere la parte sportiva calcistica vera e propria. Abbiamo, perché poi l'abbiamo scelto insieme, abbiamo fatto delle considerazioni insieme. Io avevo messo come etichetta necessaria per il nuovo direttore tecnico 3 punti fondamentali. Il primo, che fosse una persona che avesse la smania, la bramosia di andare sulla panchina, va bene? Il secondo, che fosse una persona equilibrata, che fosse con un'esperienza internazionale già acquisita a qualunque livello, e poi che fosse una persona che restasse in linea con quello che per me è importante nel Paese, un equilibrio prestazione remunerazione. Per me era fondamentale questo. Abbiamo avuto dei contatti con alcuni tecnici, su Mancini ci siamo soffermati con particolare attenzione. Il primo aspetto, Mancini era la persona che più ambiva a tornare in Italia e a sedere su quella panchina. Le posso assicurare che Roberto non ha fatto mai un discorso di contratto e quindi quello è stato già un impatto positivo. Guadagnerà molto meno di altri, forse se avesse continuato ad allenare in Russia avrebbe avuto molta più soddisfazione dal punto di vista economico, però è entrato col piede giusto, è sereno, è tranquillo. Abbiamo fatto già 2 trasferte in Inghilterra con lui e una terza partita in Francia, con risultati, una vittoria, un pareggio e una sconfitta, però devo dirle che l'atmosfera che ha messo dentro la squadra è molto buona. Anche se la sconfitta, lo ricordiamo, è stata con la Francia, sì, che casualmente è campione del mondo, no? Quindi ci può anche stare col senno di poi. Ma guardi, io le posso dire, la vittoria è venuta con un paese, gli Emirati Arabi, forse il meno dotato tecnicamente, però la partita con la Francia ha avuto degli aspetti molto positivi, ha giocato bene. La partita con l'Inghilterra, che era molto più avanti nella preparazione perché si apprestava ad andare in Russia, a Wembley, nel mitico stadio, è stata una partita molto ben giocata, molto bella, e poi Roberto ha recuperato dei valori, al di là delle scelte tecniche su quali non entro, ha recuperato l'attaccamento della maglia azzurra, ho visto che parlava ai ragazzi in una certa maniera, forse potranno far bene col via alla guida. Poi ne parleremo ancora, però togliamoci subito l'altra questione che è di queste ore, poi chi ci vede in onda probabilmente sarà già risolta. Andrea Pirlo ha firmato un contratto con Sky come opinionista, però era stato da qualcuno selezionato come vice di Mancini. C'è un conflitto di interessi? No, allora forse si è scatenata una tempesta in un bicchiere d'acqua, nel senso che Andrea Pirlo, che io ho conosciuto ora da commissario straordinario, è un ragazzo d'oro. Le dico, è veramente un ragazzo d'oro, una persona molto per bene, molto tranquillo, pur essendo un personaggio del mondo del calcio molto importante. Lui ha manifestato, parlando con noi una sera, la volontà di intraprendere la carriera di tecnico, ma non necessariamente in nazionale. Allora si è fatto un pourparlers se poteva essere interessante per lui pensare ad essere, magari avviarsi a livello nazionale, della squadra nazionale, un percorso magari collaborando con Mancini, con un ruolo non ancora ben definito. Lui ha detto sì, parliamo, mi piacerebbe molto l'idea e quant'altro. Poi è successo che ha avuto un contatto con Sky, logicamente, e le posso assicurare che come federazione non si è parlato di nessun tipo di contratto da un punto di vista materiale. Con Sky io non so esattamente come avviene, ma certamente le cifre sono abbastanza importanti. Allora, prima che si arrivasse a un equivoco forte, diciamo l'incompatibilità non sia stata mai creata, abbiamo parlato io con Mancini e con Oriali, che hanno parlato con Pirlo recentemente, e praticamente il discorso è che Pirlo farà l'opinionista. Poi
se vorrà un domani potrà avere le porte aperte, magari attraverso una squadra di club o magari anche, quando non ci sarò più a fare il commissario, anche una responsabilità in qualche maniera su qualche panchina azzurra. Quindi al momento situazione chiusa, si cerca un altro vice allenatore o va bene? No, al momento va bene così perché Mancini ha il suo staff, se l'è scelto, l'abbiamo completato recentemente e vuole andare avanti in questo modo. Lui non ritiene che sia necessario un vice allenatore, vuole dei collaboratori con i quali si ha fiducia e con i quali può lavorare bene, gli sono stati concessi. Farà altri interventi sulle giovanili della nazionale, incarichi tecnici? No, andiamo avanti col programma che è stato stilato, che andiamo avanti. Poi posso dire sinceramente, credo che sia anche giusto che un consiglio federale che viene possa fare le sue scelte, non trovare troppe cose fatte, perché l'autonomia di una federazione nasce appunto da una dialettica all'interno della componente politica che è bene che ci sia. Torneremo a parlare di nazionale e di federazione, però volevo parlare anche con l'onorevole Molea di che cosa fa la ICS, l'Associazione Italiana Cultura e Sport, perché state sviluppando progetti insieme ad altri enti per la promozione sportiva, che vuol dire anche promozione sociale, che vuol dire anche un ritorno economico al territorio. È così? Ma insieme ad altri enti abbiamo promosso questa indagine che credo sia la prima volta nella storia degli enti di promozione sportiva, che ha come obiettivo specifico quello di fotografare la situazione e rapportarla al mondo economico in cui poi questa situazione si riversa. In sostanza ci siamo interrogati e ci siamo chiesti quanto effettivamente l'impatto prodotto dall'attività degli enti di promozione sportiva in termini di ritorno economico e di PIL poteva essere importante in una valutazione più generale di un contesto sportivo allargato. I dati che stanno venendo fuori sono veramente dati estremamente importanti, perché abbiamo fatto già la seconda pubblicazione della ricerca, una ricerca che è ancora in itinere, quindi non è conclusa, che continua a raccogliere dati, a fare analisi insieme all'Università di Parma, quindi una ricerca fra l'altro che viene supportata da uno staff di persone che di mestiere fanno questo, fanno i ricercatori, i valutatori, e sinceramente io sono rimasto sbalordito perché ero convinto che il movimento sportivo amatoriale avesse un'incidenza importante come volano economico nel tessuto del paese, ma non credevo fino a questo punto. Io ho sempre fatto una battuta, credo di averla fatta anche in studio da te una volta, no? Io ho 900.000 atleti, anzi con soddisfazione dico che da quest'anno ho più di 1 milione di membri iscritti, abbiamo sforato anche noi il tetto del 1 milione. E se soltanto pensiamo che ognuno di loro compra un paio di scarpette all'anno, voglio dire, c'è qualcuno che vende 1 milione di scarpette, ma sto banalizzando per dire da dove siamo partiti, per poi approfondire il tema in maniera un pochino più tecnica, più scientifica. E i dati che vengono fuori è che questo movimento, che bene o male raggruppa circa 7 milioni di iscritti nella sua complessità, è un volano economico importante. Lo è per quanto riguarda tutto il settore legato all'industria che produce abbigliamento sportivo oppure articoli sportivi per le varie discipline, ma lo è anche come volano turistico. Le grandi manifestazioni che vengono organizzate dagli enti di promozione sportiva muovono mediamente dai 2 ai 5.000 atleti a seconda della capacità delle singole organizzazioni di fare massa, a cui si aggiungono gli accompagnatori, i tecnici, i massaggiatori e così via. E normalmente sono manifestazioni che durano 4-5 giorni. Ecco, voi capite che arrivare in un periodo di bassa stagionalità all'interno di un territorio, depositare lì 5-10.000 persone che per 5 giorni stanno lì, stiamo parlando di 50.000 presenze, che sono sicuramente un impatto economico importante per il territorio, e quindi allora la promozione sportiva non è soltanto di interesse per i grossi produttori, ma è un volano importante anche per i territori laddove si esprime. Lo dicevo questo in occasione di un convegno a cui ho partecipato, sempre qui a Milano Marittima, presente il Presidente della Regione, il quale, devo dire, lungimirante insieme al suo assessore Corsini al turismo, ha centrato l'obiettivo e sta investendo come Regione in questa direzione, perché produce economia. Il movimento della promozione sportiva produce economia tanto quanto il turismo sportivo, sì. Sottolineo un'ultimissima cosa: il grande evento muove le masse.
la promozione sportiva le masse le porta, ma il risultato è sicuramente, la bilancia pende sicuramente in favore della promozione sportiva come risultato, perché l'evento dura una giornata, la massa arriva e se ne va. La promozione sportiva minimo occupa per 4 giorni un territorio, permane e consuma. Però ci sono eventi, poi torniamo a parlare di calcio perché vi legano diverse situazioni e vorrei Il calcio è una delle componenti fondamentali anche della mia associazione. Quindi... Certo. Vorrei invece tornare su una situazione che è legata al grande evento per eccellenza sportivo, senza entrare in temi strettamente politici. Hanno sbagliato a non accettare le Olimpiadi, stiamo parlando di Olimpiadi a Roma o meno, non è il caso, non è la trasmissione. Cosa può veramente portare le Olimpiadi, visto che si parla di Olimpiadi invernali in Italia, si danno già delle possibili città, un'Olimpiade a livello economico? È più il danno, la spesa o è più il ricavo? Guardi, assolutamente, era me la domanda. Sì, però vero? poi sentiamo anche Fabricini perché ne sa anche lui. Assolutamente. Chi per motivi propagandistici o per motivi di posizione politica ha cavalcato la teoria che le Olimpiadi sono un costo e quindi una rimessa, ha sottaciuto una grande verità. Io credo che nessuno approcci alle Olimpiadi con la consapevolezza di fare cassetta, come si suol dire, ma non è quello l'elemento. Le Olimpiadi non devono dare un bilancio in positivo per quello che portano in termini di valore aggiunto per la popolazione che arriva in quella nazione, ma per gli effetti conseguenziali che restano. Per esempio Roma. A Roma si è sottaciuta... Non siamo obbligati a parlare. No, ma ne parlo io così ne posso parlare tranquillamente. Io volevo parlare di Torino, quelle invernali ma quelle invernali, ma straordinarie. non a caso a Torino e a Milano sono un po' più lungimiranti probabilmente dei romani. Roma ha sottaciuto una grande verità, che laddove si facevano le Olimpiadi esiste un'università con delle strutture sportive che ha delle grossissime difficoltà per essere raggiunta. Manca per esempio una fermata della metropolitana, non c'è quel tratto di metropolitana che porta gli studenti. Se avessimo fatto le Olimpiadi avremmo regalato alla città di Roma la possibilità di costruire quel tratto di infrastruttura importantissima, non per le Olimpiadi. Le Olimpiadi sarebbero state la causa, ma per ciò che rimaneva in termini di contributo al territorio. Le palazzine dove avremmo ospitato gli atleti che avremmo costruito in quella zona sarebbero diventate le palazzine poi da utilizzare per i tanti studenti che hanno bisogno quindi è il patrimonio di ricchezza infrastrutturale che rimane. Poi nel mondo ci sono anche esempi negativi di complessi alberghieri abbandonati, penso ad Atene, poi sarà un non era il caso di Roma. Ecco. Bene, non era il caso di Roma. Chiarissimo. Vogliamo sentire Fabricini anche guardando all'inverno. Solo che da romano, cittadino romano quale io sono, devo dire che a Roma ancora dopo 58 anni si vive molto del lascito di Roma 60. C'è stata una strada importante che è la strada olimpica, c'è stato 2 impianti che ancora hanno funzionato per lo sport di cittadino e adesso sarebbe stata un'occasione molto importante, ma non facciamo polemiche perché sarebbero stantie, ma il vulnus è rimasto un vulnus forte, se non altro per la negatività dell'atteggiamento che si è tenuto verso questo evento che per la prima volta, devo dire, è governato da leggi emanate dal CIO molto più favorevoli a chi organizza che non in un passato quando c'era certamente un impegno economico enorme senza avere un tornaconto immediato. Ora il CIO ti dà praticamente i soldi per organizzare. A lei non sarà venuta la voce, ma c'è stato un anno, una mossa, forse era una mossa politica, però un esponente romagnolo aveva proposto portiamo le Olimpiadi in Romagna perché noi abbiamo tutto. Lo ricordo, così come battuta Molea se lo ricorda questa cosa. Sì, ho avuto anche modo di confrontarmi con quella persona. Non era una follia, non era una follia perché Rimini, le strutture alberghiere, gli impianti c'erano. Sulle invece Olimpiadi invernali, cosa mi dici? Ne troviamo in Italia una bella collocazione? C'è una candidatura, molteplici candidature. Adesso qual è il discorso? Il discorso sarebbe quello di unire le forze e il problema è soltanto uno e forse si potrebbe fare con una grandissima Olimpiade. Io devo dire che il CIO chiaramente vuole assegnare i giochi ad una città, non vuole assegnare ad un consorzio e quindi si sta un po' discutendo su quale possa essere la città che abbia questo onore. Io devo dirle che una voce riportata da un notevolissimo membro del CIO italiano che è Franco Carraro
ha fatto notare questo: una grande concorrenza per l'Olimpiade italiana sarebbe quella di Stoccolma. Stoccolma sarebbe un'Olimpiade dove la parte della città di capitale svedese farebbe il ghiaccio, la parte del sport alpino si svolgerebbe invece in un'area chiamata Ore, dove fanno la Coppa del Mondo, che è a 700 km ad est. Le gare di sci di fondo si farebbero, il salto della combinata nordica e quant'altro, a Falun, che è un'altra zona storica, che è praticamente ad altri 700 km da Stoccolma. Quindi diciamo Torino, Milano, Cortina, tutto molto più semplice e più facile. Sarebbe però da trovare un accomodamento politico su quello che c'è la volontà di essere il portatore dei giochi. Ci fermiamo un istante per la pubblicità, poi torniamo al caminetto di Milano Marittima. E torniamo al caminetto di Milano Marittima per questa seconda parte della trasmissione Salotto al Caminetto con Roberto Fabriccini e Bruno Molea, il commissario straordinario della Federcalcio, e l'onorevole Molea, che è presidente della CS, fra i vari incarichi. Abbiamo parlato del CONI, delle Olimpiadi. Vorrei riportarvi sul calcio perché c'è un altro legame, Molea, che è il Museo del Calcio, una vostra inventiva. Sì, il Museo Internazionale del Calcio è stata una bellissima iniziativa. Mi dispiace molto che Roberto non è riuscito ad esserci alla prima, come si suol dire, però mi ha fatto un grande onore. Era presente alla conferenza stampa che abbiamo fatto alla Camera di presentazione e di questo gliene sono veramente grato, perché devo dire che come segretario generale del CONI è stato un grande segretario generale che ha sempre avuto un occhio per l'attività degli enti di promozione sportiva. Questo va detto perché non è una cosa normale, non è una cosa usuale avere un segretario generale che riesce a trovare tempo anche per queste cose. Il Museo Internazionale del Calcio... Era un dovere, Presidente. Troppo buono, grazie. Il Museo Internazionale del Calcio parte in sordina come tutte le prime teatrali, con la speranza di fare un grande successo, ma con la preoccupazione di fare anche un tonfo. Invece è diventata una bella esperienza. Siamo ormai a 8 tappe, ci avviamo verso quindi la metà tragitto. Dico ci avviamo verso la metà perché sono diventate 16 a dire la verità. Ostia ci chiede di chiudere il museo con una sua tappa. È una cosa bellissima perché all'interno del museo ci sono le testimonianze della storia del calcio non solo italiano ma quella internazionale, ma testimonianze del calcio da quando è nato il calcio, da quando si è giocata la prima partita dei mondiali di calcio. Ci sono testimonianze che ricordano Cruyff, che ricordano Platini, che ricordano Materazzi, che ricordano l'urlo di Tardelli quando fece quel magnifico gol. Ci sono delle cose molto particolari, ma soprattutto c'è anche all'interno di quel museo la storia di come il calcio giorno dopo giorno, mese dopo mese si è impossessato dei media. La Gazzetta, per esempio, noi abbiamo la raccolta di tutte le gazzette dell'epoca fino ai giorni d'oggi, ed è bello vedere come il calcio, che occupava in sesta pagina tre righe di giornale, piano piano ha cominciato a prendere la mezza pagina, poi è cominciato ad arrivare in seconda, in prima, fino a prendere il possesso della prima pagina della Rosa, no? Che è il giornale per eccellenza dello sport italiano, ma non soltanto in Italia, anche nel mondo. E questa cosa noi l'abbiamo voluta rendere itinerante, mettere a disposizione quindi dell'Italia, non soltanto di una città italiana, perché l'abbiamo voluta regalare ai giovani soprattutto, dare la possibilità ai giovani che non hanno vissuto le emozioni del calcio da quando è nato fino ai giorni d'oggi, non hanno vissuto le emozioni che i loro padri, i loro nonni, prima dei padri, hanno vissuto e si sono emozionati quando la televisione era ancora in bianco e nero e l'Italia giocava, quell'Italia che teneva attaccate al televisore migliaia, milioni di persone. Ecco, poter dare la possibilità ai cittadini, laddove noi inauguriamo quindicinalmente il nostro museo, di visitarlo, di emozionarsi, vedere i genitori che raccontano ai figli. E poi una cosa che a me mi emoziona particolarmente è che all'ingresso del museo c'è la giacca anche di un arbitro, che è la giacca originale di Concetto Lobello, che è stato un grande arbitro, che ha segnato veramente
una svolta nell'arbitraggio, ma che è a me particolarmente legato perché è la persona che mi ha esaminato a Bologna quando io feci il corso da arbitro, quindi sono affettivamente legato a Concetto Lobello. E ecco, questo rappresenta quel museo che sta raccogliendo mediamente 3.000-4.000 presenze in ogni città dove andiamo. Lo rivolgiamo alle scuole, lo rivolgiamo alle scuole calcio, ma lo rivolgiamo soprattutto alle famiglie. Fabricini, Molea ci ha aperto tanti ragionamenti. Intanto vorrei tornare un attimo sugli arbitri, perché non ho capito se quel 2% ci sarà o non ci sarà, considerando che ha citato Lobello, mi viene in mente Collina, mi viene in mente Rizzoli, e la formazione arbitrale è un vanto italiano unico al mondo. Non dimentichiamo che recentemente è scomparso un arbitro che ha fatto una finale mondiale, Sergio Conella, cioè è stata una classe, quella arbitrale italiana, che ha primeggiato nel mondo. Io l'altro giorno lo è ancora, abbiamo visto Rocchi che è andato molto vicino ad arbitrare anche la finale o le semifinali del campionato, la VAR Irrati ha fatto molto bene, è tornato con una messe di lodi incredibile sull'operato. La classe arbitrale è fondamentale, adesso il fatto del 2%, questo tanto discusso argomento, lo ritengo un argomento marginale. Chi è che deciderà questo, se gli arbitri avranno ancora un peso politico all'interno della federazione? Ma ricordiamoci che la legge parla dei giudici di gara, non parla degli arbitri di calcio, di qualunque disciplina. Quindi diciamo che se la federazione internazionale di riferimento riconosce una valenza agli arbitri politica, allora aumenteranno il voto. Se questo non avviene potrebbe essere discusso questo fatto. Devo dire però onestamente che mi sembra una discussione abbastanza ininfluente. È vero che il mio amico Marcello Nicchi proprio recentemente mi ha detto: sai, vado in giro per le città, prendo un caffè in un bar e mi chiedono i baristi perché dobbiamo avere questo affronto di classe arbitrale, di non avere un peso politico. Io scherzando ho risposto a Marcello: Marcello, tu vai a prendere il bar, io vado a comprare il formaggio e la carne e mi dicono perché arbitrano, allora perché votano. Allora credo che sia un discorso molto poco importante, anche perché una partita di calcio si fa con un pallone, con gente che si mette i calzettoni, la maglia e le scarpe, e con l'arbitro che dirige la partita. Senza questi tre elementi non c'è il calcio, quindi questo depone a favore della classe arbitrale. Chi è che deciderà se gli arbitri dovranno votare o meno? Lei sa che il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, alla delega allo sport in questo momento, ha ricevuto questi principi informatori del CONI che dovrebbero uniformare gli statuti di tutte le federazioni, proprio con i principi informatori, e dovrà dare una risposta per entrare nel merito. Io credo che alla fine, se gli arbitri voteranno, ne sarò contento, se non voteranno prenderemo una decisione che non deve essere né diminutoria della classe arbitrale, che ha tanti meriti e tanto valore. Pensi che l'altro giorno stavamo alla presentazione del calendario di Serie A e a un certo punto Marcello Nicchi gli è scappata la battuta, ha detto i miei atleti, e in effetti sono atleti perché fanno un'attività importante. Vediamo che il calcio moderno chiede ad un arbitro di avere delle condizioni fisiche particolari e una preparazione, mentre una volta forse anche il grande Lobello poteva arbitrare facendo qualche passo camminato. Ora, se non segui il gioco dal vivo, sei tagliato fuori, non puoi dare un giudizio su quello che avviene sul terreno di gara, quindi ben vengano gli arbitri a votare o non a votare, ma sono importanti, fondamentali nel movimento calcistico italiano. Senta, citato i calendari e finalmente ci siamo, però quanto siamo sicuri che le squadre iscritte, non dico la Serie A perché quelle arrivano in fondo, ma dalla Serie B in giù, e in particolare anche la Lega Pro, arrivano in fondo, non succedono come quest'anno tanti casi di squadre anche di città importanti che scompaiono? Allora, questo è un tasto molto doloroso a mio avviso, però testimonia una cosa, che così come è impostato adesso il format del calcio professionistico italiano non regge, questo è indubbio, cioè avere 20 squadre in Serie A, 22 in B, 60 nel campionato. Diciamoli subito, è ancora in tempo. Ecco, sì, però qual è il problema? Io mi sono approcciato a questa tematica. Le regole federali, e per me quando si vive in un consesso le regole sono fondamentali, altrimenti diventa una allegra repubblica centroamericana, prevedono che qualunque tipo di riforma venga impostata e realizzata una volta definita con decorrenza dai 2 campionati successivi. Io volevo bruciare questo tempo onestamente, certamente è stato soggetto poi a ricorsi e controricorsi, la risultanza è questa, però che quest'anno una cosa molto brutta che abbiamo visto, squadre che leggendo le classifiche lunedì mattina trovavi -1, -2, -4, che è una cosa bruttissima, probabilmente saremo soggetti ancora a questo fatto, e consideri che qualche piazza storica
del Cesena, calcio noi italiano. siamo qui a due passi da Cesena. Cesena era un gioiello del calcio italiano, perché al di là di quello che ha rappresentato, i grandi atleti che ci sono cresciuti, il movimento anche a livello giovanile. Io ho partecipato 20 giorni fa alla finale del torneo del campionato Under 17 a Ravenna, la finale, e mi hanno parlato solo del Cesena come un punto di riferimento per tutta la regione, e forse va anche al di là del punto di riferimento regionale, quindi il Cesena, il Vicenza, il Modena, squadre che hanno avuto un blasone, che hanno giocato in Serie A fino all'altro ieri, purtroppo vederle sparire è una cosa che fa male al cuore. Quindi questo testimonia forse che va rivisto completamente il format, va rivista una maggiore severità nel concedere alle squadre quello che loro testimoniano come sicurezza finanziaria, che purtroppo per Natale tale non è più. Quindi questo è un grande problema che si può forse affrontare riducendo le squadre. Girano troppi soldi però in questo calcio. Io penso, l'ho detto con gli atleti del nuoto che erano qui, questi portano a casa, Scozia è un esempio, la medaglia d'oro agli europei, e il suo stipendio non è paragonabile nemmeno a un calciatore di Serie D. Questo è un discorso antico chiaramente, però deve anche pensare che c'è domanda e offerta, e quindi il calcio rappresenta quello che rappresenta, smuove interessi particolarmente economici molto forti, e purtroppo Scozzoli, con tutto il suo grande valore di atleta, nuoterà sia per l'impiantistica ma anche per altri motivi, o quantomeno come presenza sui giornali in una certa misura. È chiaro che un giocatore che porta una squadra dalla C alla B diventa un personaggio cosmico, e quindi questo poi condiziona tutto il discorso. Il calcio da sempre è stato però il padrone del vapore, quello che ha più carbone da mettere dentro alla caldaia, ed è evidente che questo comporta una diversificazione rispetto ad altri sport. Morea, a proposito di riforme, quella del terzo settore, che interessa naturalmente una fetta di sport sociale, tantissimo. Nota dolente. Questa è la domanda di grande attualità: che succederà della riforma della legge del terzo settore, perché a oggi abbiamo una riforma incompleta, abbiamo una riforma che già così come era stata strutturata aveva massacrato in parte tutto il lavoro che le associazioni di promozione sportiva svolgono anche come associazioni di promozione sociale, non tenendone conto. Al momento addirittura siamo in una situazione in cui abbiamo una legge che prevede tutta una serie di nuove situazioni, ripeto, sulle quali si può discutere ma che comunque sono vigenti perché la legge è stata approvata, ma mancano ancora gran parte dei decreti attuativi, e quindi ci ritroviamo con quello che dovrà essere il registro unico all'interno del quale dovranno confluire tutte quante le associazioni di promozione sociale, che non si sa se verrà pubblicato, quando verrà pubblicato, come si articolerà, mentre abbiamo una legge che lo prevede. E quindi abbiamo la vigenza della vecchia situazione in attesa di quella nuova, e questo creerà sicuramente la nascita di contenziosi, di situazioni che poi saranno difficili da dirimere, ma renderà sicuramente molto articolata e anche non facile l'attuazione di quella legge stessa. A questo si aggiunge, che mi giunge voce, che il governo vorrebbe anche metterci mano a quella legge, vorrebbe in qualche modo intervenire, vorrebbe modificarla. Del resto c'è una delle due forze politiche che sono al governo in questo momento che in campagna elettorale hanno chiaramente manifestato l'intenzione di mettere mano al terzo settore nel suo complesso. E questo non crea certamente tranquillità a chi oggi invece all'interno di quel mondo si muove, ma voglio sottolineare, si muove soprattutto fornendo alla società civile di questo Paese un servizio, perché poi di questo stiamo parlando, stiamo giocando sulla pelle di tanti volontari che compongono il mondo del terzo settore così variegato, che si occupano non soltanto di sport, ma anche quelli che si occupano di sport non lo fanno con obiettivi di tipo di classifica o quant'altro, ma lo fanno fondamentalmente perché anche attraverso lo sport svolgono un ruolo sociale nel Paese. Ma voi immaginate solo le grandi organizzazioni di volontariato che oggi si muovono nell'assoluta incertezza di quale sarà il loro futuro e di come sarà gestito il loro futuro.
Ecco, siamo in una situazione di grande stallo, una situazione che non fa certamente bene al Paese, ma non fa bene al movimento, non fa bene alla tranquillità di chi in quel movimento ci lavora, e sottolineo ancora una volta, volontariamente. Vorrei sapere anche un tuo parere sulla disparità nel mondo del calcio, che ha grandi interessi anche economici, con gli altri sport. Si può fare un'educazione sportiva migliore partendo dalla base, partendo anche dai media, quindi c'è responsabilità dei giornali, la Rosa, ma anche le televisioni nazionali, per dire attenzione, non c'è solo il calcio, c'è anche la pallacanestro, c'è anche il volley, c'è anche il baseball, lei conosce bene anche il baseball, Fabricini, e ci sono anche altri sport come il nuoto che fanno vincere l'Italia. Allora riuscire a creare un sistema che possa portarci a un'educazione migliore a livello anche sociale, proprio le associazioni come le vostre credo che siano il fulcro, il cuore di questa possibilità di movimento. Ma io, se dipendesse da me, scinderei due cose nel mondo del calcio: quello che è il calcio spettacolo, chiamiamolo così, che è dato dalla Serie A, che è un grande evento dove ci sono degli atleti di grandissimo livello che ci fanno sognare, ma non ci sono solo gli atleti. Ormai il calcio della Serie A, la Champions League sono diventati eventi e come tali dovrebbero essere trattati. Poi c'è il calcio normale, quello giocato dai tanti pulcini che stanno in giro nelle varie società amatoriali anche. Ci sono gli amatori, gente della mia età che continua a giocare a calcio perché gli piace dare un calcio a un pallone, stare insieme agli amici, vivere lo sport. Non è vero che il calcio non sia educativo, il calcio lo è tanto quanto gli altri sport. Sì, ma non viene poi fagocitato. Io sono un amante del calcio per tanti motivi. Viene poi invece esaltata la parte dell'evento sportivo calcistico, quello a cui mi riferivo prima, che purtroppo cancella tutto il resto e fagocita ogni cosa. E fagocita anche gli altri sport, come giustamente tu dicevi, la pallacanestro, la pallavolo, che comunque vincono medaglie, comunque vincono campionati, comunque fanno competizioni mondiali, ma comunque rimangono in seconda fila rispetto a una partita della nazionale italiana, consentitelo. Ma che non va nemmeno alle Olimpiadi. Questo però è il potere del calcio. Speriamo che ci vada. Questo è il potere del calcio. Sì. Ha saputo conquistare il mondo, non soltanto l'Italia. Ma in fondo vorrei ricordare, scusa Presidente, vorrei ricordare che è il bambino, il giovane che sceglie, vuole fare quello che gli diverte e che gli piace. Il nuoto eccelle perché, questa è la mia considerazione fatta da sempre, grazie a Dio nelle nostre famiglie italiane con un senso di grande civismo tutti portiamo i bambini a nuotare, che è una cosa di una civiltà motoria e non solo motoria fondamentale. Formativa, educativa. Ricordiamoci che è un paese il nostro che c'è il mare, il punto più lontano ce l'ha a 100 km, quindi tolto qualche area del nord Italia, però diciamo è fondamentale che la gente sappia nuotare. Allora con questo grande tessuto di reclutamento naturale è chiaro che la Federazione Nuoto ha due vantaggi. Uno, riesce a trattenere quelli che hanno la maggiore acquaticità, che hanno passione e che hanno la propensione per fare il nuoto, e seconda cosa, ricordiamoci che riesce a creare una struttura tecnica di altissimo livello, perché in questo modo tutti coloro che seguono i giovani nelle piscine dove i genitori e me stesso abbiamo portato i nostri figli diventano naturalmente potenziali tecnici. Questo confrontato col mondo dell'atletica, che è sacrificio forse quanto il nuoto, dove è difficile trovare tecnici che si dedicano volontariamente, perché purtroppo quelli del nuoto hanno una ricompensa naturale perché svolgono un lavoro presso le piscine, quelli dell'atletica no, e quindi questo già è una diversità. Però devo dire poi, per spezzare una lancia anche a favore di chi opera a livello dirigenziale, che il nuoto ha messo un'impalcatura organizzativa federale di un livello di eccellenza assoluta, considerando che hanno anche più discipline olimpiche, nuoto, pallanuoto, tuffi, sincronizzato, acqua in mare aperto, quante altre cose volete, e grazie a Dio da un po' di tempo i nostri medaglieri si arricchiscono soprattutto di nuoto e anche di un'altra disciplina che poi viene accusata di avere una partecipazione internazionale più limitata, che sarebbe la scherma. Sono i due grandi serbatoi da cui a livello olimpico traiamo grandi risultati, però negli ultimi tempi, se ci fate caso, abbiamo disseminato le medaglie un po' su tante federazioni, sì. E questo è importante, e soprattutto anche federazioni di sport minori. Bravo, e soprattutto le vinciamo rispetto ad un passato anche in campo femminile. Esattamente così, vi ho portato su questo argomento perché io sono quelli che quando può
e ci sono le Olimpiadi, mi guardo tutti gli sport, anche quelli più sconosciuti, anche senza sapere i regolamenti, però dobbiamo parlare anche di Cristiano Ronaldo, perché sennò non siamo sul pezzo, perché tutti i giornali parlano di cosa vorrei fa vedere che non ne parlassi alle stasera. 4, alle 5, alle 6 del pomeriggio, mi danno la tempistica della giornata di Ronaldo. Da oggi sì. Mi dica Fabricini, fa veramente bene al nostro calcio Ronaldo? Io guardi, allora lasciamo perdere le passioni sportive di ciascuno, per cui Di Roma immagino che con la Juve non abbia tanta simpatia. No, io sono uno dei pochi romani che non ho sofferto mai il dualismo fra una squadra romana e la Juventus, però devo dirle questo. Allora, però io e te non parliamo mai di calcio. Vero, so cosa pensi e tu sai non cosa ci penso. dice neanche per chi tiene. Beh, puoi immaginarlo. Vabbè. Allora delle due romane, diciamo questo, credo che la Juventus forse allargherà ancora di più il gap che c'è. Il gap che c'è con le altre squadre italiane, sperando che ci sia poi un campionato più equilibrato, con più partite, che non arriviamo alla fine della stagione con tutto già assegnato come quest'anno. Io credo che faccia bene al movimento calcistico italiano, primo perché lo riporta su un palcoscenico internazionale dal quale era un pochino scaduto. Si parlava solo di Premier League, si parlava della Liga spagnola, ancora non ci aveva superato la Francia perché è ancora un po' più indietro, però diciamo noi recuperiamo con questo personaggio un'attenzione internazionale molto forte. Credo che faccia bene perché comporterà, come diceva poco fa il Presidente, lo sport è anche indotto, va bene? E quindi questo Ronaldo, io credo che troveremo ancora una volta la Juventus che riempirà gli stadi di tutta Italia, avremo delle attenzioni televisive ancora maggiori, forse non ce n'era bisogno, avremo un indotto sul commercio e sul turismo di un certo tipo. Quindi soprattutto farà bene questo personaggio, sperando che non soffra poi. Il calcio italiano è particolare, non è detto che troverà i terreni fertili ai 40 gol. Non è la Spagna, hai ragione. Certamente sarà più complicato anche perché nel calcio italiano ogni domenica la stessa Juventus va a affrontare difficoltà che magari Barcellona e Real Madrid non incontrano così frequentemente sul loro percorso. E poi è un calcio più difficile, più duro, più competitivo, più fatto tosto, dico io. E quindi però già il fatto che venga questo personaggio con delle spiccate doti tecniche indiscutibili, perché basta vederlo da un punto di vista fisico, è un giocatore che te lo trovi in difesa a difendere sul calcio d'angolo e te lo trovi dopo 30 secondi che fa il gol magari in qualche modo molto spettacolare. Quindi sarà oggetto per me di una nuova linfa vitale di interesse che già era forte e che diventerà ancora più forte grazie a questo personaggio, e io spero che trovi maggiore competitività il campionato con altre squadre che si stanno attrezzando e che magari alla fine saranno sempre dietro la Juventus, ma certamente renderanno il percorso un po' più complicato e soprattutto le domeniche più attraenti e più passionalmente vissute dagli italiani. Con lei è d'accordo, sì. Ah sì, guarda, io credo che Agnelli abbia sicuramente una grande capacità, quella di essere un ottimo imprenditore. E da imprenditore dico, Cristiano Ronaldo è stato un investimento che sicuramente gli darà i ritorni che si aspetta. Poi lo farà anche calcisticamente perché è sicuramente un fuoriclasse, ma già oggi si vedono segnali importanti, le famose magliette vendute, sì. 42 milioni di magliette vendute soltanto perché Ronaldo è stato assegnato alla Juventus. Le azioni, il balzo delle azioni della Juventus in borsa sono la prova lampante di come Ronaldo non è soltanto un atleta, ma oggi rappresenta un fattore economico. Poi diceva bene Roberto quando diceva ci sono anche altre squadre, oggi il Milan, l'Inter, ma lo stesso Napoli credo si stanno attrezzando. Io credo che vedremo un bel campionato e risveglieremo veramente anche quell'interesse. Le romane, per ricordare Fabrizio. La Roma, sì, certamente. Entrambe l'anno scorso, credo che anche la sì. stessa Lazio oltre alla Roma meritasse di fare quest'anno la Champions League. Stiamo facendo il bene del calcio. Io credo che questa competitività che ritorna a livello generale, a livello medio-alto, sia molto importante per il calcio. Vorrei però, Fabricini, chiudere la nostra trasmissione ringraziandovi naturalmente entrambi della partecipazione straordinaria che ci avete dato. Grazie a lei. Tornando sulla nazionale, quando ritorna, ora che il mondiale è finito, abbiamo visto squadre elevatissime come la Francia, ottimo il Belgio, abbiamo visto qualche grande delusione come l'Argentina. Secondo me noi dovevamo essere lì nelle prime 8.
Ecco, secondo lei invece quanto ci mettiamo per fare almeno un europeo dignitoso? Allora guardi, non vorrei entrare in un campo tecnico che mi appartiene fino a un certo punto, mi appartiene in quanto italiano Mancini appassionato. le avrà detto qualcosa? Sì, Mancini è molto fiducioso, Mancini è molto ottimista e questo fa bene al movimento. Io devo dirle che io credo che senza quel malaugurato playoff, chiamiamolo, con la Svezia, che è stato improntato anche ad una buona dose di sfortuna alla quale non bisogna mai ricorrere ma che in fondo ha un certo peso, io credo che noi a Mosca avremmo fatto una buona figura, avremmo passato certamente il primo turno con la squadra così com'era. Poi magari in futuro dobbiamo fare altre cose. Lei pensi che quando abbiamo fatto un fallimento con la Svezia molti hanno citato a paragone, diciamo, per quello che aveva fatto, perché come si era risollevata sull'attività della federazione tedesca. La federazione della Germania ha fatto un flop che qui sarebbe caduto il governo forse in Italia, non so che sarebbe successo. Quindi chiaramente dobbiamo essere molto sereni, avere molta fiducia. Chi verrà a governare il calcio credo che abbia già in mente delle cose volte soprattutto al recupero della squadra nazionale attraverso anche la linfa vitale che viene dai giovani, e io sono ottimista, penso che già dai prossimi europei potremo far bene. Le dico ancora però che un sogno che c'è come Italia, come federazione, è quella di poter avere nel 2028 gli europei di calcio in Italia. Questa è una sfida che stiamo lanciando fin da adesso, ci stiamo lavorando, la classe dirigente che verrà proseguirà su questo cammino, perché a volte organizzare il grande evento è anche il motivo per il quale poi tecnicamente, naturalmente germina il livello della squadra. Quindi questa è la gran fiducia. Ci ha dato tante grandi belle Speriamo notizie. in una città con un sindaco che non lo rifiuta, vero Roberto? No vabbè, l'europeo gira tutta l'Italia, no? Però visto che ci ha dato anche tante... perché l'europeo, mi scusi, dà un'occasione per rimettere a posto tutti gli stadi italiani, che è un problema enorme. Voleva essere solo una frecciata gratuita. Un problema enorme questo. Senta Fabricini, visto che ci ha dato tante bellissime notizie, proprio in un flash da 30 secondi, mi sa già dire chi la sostituirà? A livello di Presidente federale? Sì. Beh, guardi, allora io ho ricevuto la richiesta di convocazione dell'Assemblea senza l'indicazione di un candidato, perché i tempi non c'erano. Si è vociferato di un personaggio che già ha percorso con onore le strade della Federazione Italiana Gioco Calcio. C'è un problema adesso, che questa nuova legge pone l'incandidabilità di chi ha già svolto 3 mandati, quindi questo restringe un po' il campo anche delle persone. Ci vuole una persona, io dico, che sia un'estrazione affettiva e culturale del mondo del calcio, non debba per forza essere una persona che nel calcio è immersa tutti i giorni. Il mio identikit, ma è un titolo personale che io dico, sarebbe un industriale di un certo peso, capace di essere un bravo comunicatore, un bravo organizzatore e soprattutto che il cuore gli batta forte per quello che è il calcio. Ci ha dato tante indicazioni, non mi viene in mente nessuno, però sicuramente ci penserò questa notte. Grazie di averci seguito, Grazie. buonasera a voi. tutti Grazie a voi. e arrivederci dal Caminetto.